Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Scusate, previsione di Napoli-Inter. Veramente in tantissimi hanno chiesto le previsioni. E una vai di previsioni comendiane. Perché abbasso un attimo qua il volume. Scusate ragazzi, sta tosse rompe il cazzo. E andiamo, Napoli-Inter. Mazzarri contro il Napoli, fioi. E si parte. Il Napoli viene da una sconfitta veramente clamorosa in Champions. Ha vinto con l'Arsenal 2-0, ma beffati dal Borussia Dortmund. Attenzione, subito l'Inter parte bene però. Goran Pandev, l'uomo dai capelli incredibile, l'uomo dai capelli strani. Per Gonzalo, il Pipita Higuain, lacrime incredibili dopo Napoli-Arsenal, grande Higua. Napoli meritava di passare, ma purtroppo i gironi della Champions League sono fatti con il culo. Cioè, passano squadre con 6 punti, anche il Milan, lo dico tranquillamente da milanista. Cioè, passa il Milan e non passa il Napoli, vergogna ragazzi. Come per la Juve, io sono comunque dispiaciuto perché tifo sempre per le italiane in Europa. E vedere la Juve fuori, insomma, fa male, perché solo il Milan, pensate cosa può fare il Milan. Cioè, una volta il Milan era la squadra di Coppa, cioè vinceva, insomma, veramente abbiamo vinto 7 Champions più tantissime finali. E adesso invece se riusciamo a passare le ottave è già un miracolo. Vabbè, concentrazione sul Napoli, non pensiamo al Milan. Forse è più bello pensare ai copyright di YouTube che al Milan, purtroppo. Vai, José Callejon. Attenzione di testa qualcuno. Attenzione, non ci credo. Fuori di poco per Gonzalo, help Pipita Higuain. Andanovic. C'è la tossetta di merda che rompe il cazzo. Prima mal di gola, poi raffreddore, alla fine tosse. Il solito vaneggio comendiano. Sempre così mi succede. Lorenzo Insigne. Adesso mi chiederei. Adesso ecco, attenzione, avvertimento di terzi. Insigne ha citato il comendone per i copyright. Vai fioi. Maggio. Attenzione. Dai, rimessa. Il Napoli deve assolutamente vincere, non vuole perdere il treno scudetto, anche se la Juve vola ragazzi. E l'Inter invece vuole il terzo posto. Attenzione! Mamma mia, Andanovic! Insigne. Ancora di testa, ma recupera ancora l'Inter. Attenzione Ricky Alvarez. Reveiller. Bella merda. Dai, Insigne, il magnifico, El Magnificus. Ma porca puttana, bravissimo. Prova il tiro. Murato dalla difesa nerazzurra. Vai Palacio, Ocia Palacio. Per il Guaro Guarin che è sul mercato forse. Il Guaro Guarin, purtroppo Guarin ha un problema che è molto discontinuo. Fa anche delle belle giocate, però è parecchio discontinuo. Pandev, Goran Pandev, l'uomo dai capelli strani. Pandev per Zemaili, o Zemaili per Callejon, vai Caie. Il San Paolo ha bisogno di un gol, il San Paolo vuole vedere la Napoli vincere con l'Inter che ha pareggiato le ultime 3 partite ed è un po' in crisi. Attenzione, è stato anche il 3-2 col Trapani che onestamente non ho proprio ben capito. Purtroppo il calcio milanese è un po' in crisi, bisogna essere sinceri. Vai Insigne, vai Lorenzone. Vai! Non ci credo, Andanovic si salva come un culattone, ma non ci credo. Che miracolo è, Andanovic ragazzi. Un signor portiere Andanovic. Para rigori. Oh, ciao Jonathan, ciao, il Maicon taroccato. Vai, il Maicon taroccato. Zemaili. Però Pipita, l'uomo che non si deve tuffare. Vai, fallo. Uno 0-0 un po' balordo. Caraccarà Ranocchia per Torre Palacio. Guarin. Sì, Higuain, scusate ragazzi, veramente la stanchezza comendiana ha colpito. Pandev, Goran. Dai Pandev, che capelli meravigliosi, dai Pandev. Niente da fare, cross di merda, recupera Kovacic. Alvarez. Zanetti ragazzi, monumento vivente, leggenda vivente. Anche da milanista non posso che riconoscere la maestosità di Zanetti. Vero uomo ragazzi, uomo integro, che non è andato a puttane e che ha fatto una vita esemplare ed è ancora che gioca meglio di tutti quanti i giovani di merda della Serie A. Attenzione Alvarez fuori gioco. Merda, passaggio veramente da coglione.
Vai Inler per Insigne, la partita non si sblocca, sempre 0-0. Pandev, Goran Pandev, Goran Pandev, Pandev! Mamma mia, non ci credo. Palo osceno di Pandev. Palo incredibile di Pandev, non ci credo. Un po' fortunata qua l'Inter. Attenzione. Attenzione al Guaro, vai Albiol, chiudi, bravissimo Albiol. Bravissimo. Zanetti. Cambiasso, Zanetti per il Guaro. 3 di recupero in questo primo tempo al San Paolo. Maggio. Perché ora Rafael in porta? Caecon. I misteri della vita. Caecon per Maggio. Bravissimi, dai, vai Caie. Ti prego Caie, mettila bene. Mettila bene. Di testa! Finito il primo tempo ed è morto qualcuno, ragazzi, è ufficiale. Higuain, ma porca puttana, vedi, non si doveva tuffare, l'avevo detto io. Ma porca trota. Igua morto al suo posto, Zapata. Vai. Vai Goran. Goran Pandev. Zapata. Lorenzo il Magnifico. Vai Lorenzone. Illuminaci, vai. Bravo Lorenzone, bravo Lorenzone. Il pareggio non serve a nessuno purtroppo. Insigne per Fernandez. Bella parata di Andanovic, ragazzi. Prima di superare Andanovic ce ne vuole. Portiere incredibile. Pandev. Pandev, Ranocchia sbaglia. Zapata, poteva essere l'eroe. Prova il tiro. E ancora Andanovic. Ma il Napoli merita qualcosa in più però. Di testa e c'è il fuori. Incredibile Napoli, incredibile Napolis. Mazzari è preoccupato, il Mazza è preoccupato. Il Mazza è preoccupato, Cambiasso. Lo sappiamo che le squadre di Mazzari sono anche squadre che giocano in contropiede e basta una disattenzione, sono cazzi tuoi. Buttala su, no, recupera il Guaro per Cambiasso. L'uomo dei 1000 capelli, bravo Zemaili. Vai Caie, contropiede napoletano. Benitez vuole la vittoria a tutti i costi. Zapata per il Caie. Mani, oh. Caie con! Entra Nagatomo, come dice il Caressa, Nagatomo per Zanetti. Ciao Zanetti, chiaramente non ha ancora forse 90 minuti dopo il brutto infortunio. Attenzione a Palacio, attenzione al Pala, grandissimo portierone. Raul Albiol recupera per Pandev, per Zapata. Zapata si invola, Zapata se ne va per Insigne. Bravo Lorenzone, cosa fa Lorenzone? Cosa fa Lorenzone? Pandev, l'ex, non ci credo. Non ne va bene una però al Napoli, che sfiga, oh, pali. Miracoli di Andanovic, sta dominando adesso il Napoli. Prova il tiro, Hiller, tira, ma che cazzo! Calcio di rigore, rigore meritatissimo. Sta dominando il Napoli. Tensione incredibile al San Paolo. Pandev vuole segnare la sua ex squadra. Goran Pandev. No, non ci credo. Non ci voglio credere. La tiro centrale provo Scavette, fa questa schifezza qua. Incredibile, incredibile. Andanovic il para rigori, para anche questo. Sì, rigore di merda, poi faccio lo scavetto, faccio il figo. Ecco. Non ho parole, ragazzi, anche il rigore sbagliato. Al Napoli non va bene niente, è un periodo sfortunato per i napoletani. Vai Insigne, vai Lorenzone. L'Inter sta giocando male, non ha fatto niente.
Il Napoli merita ampiamente la vittoria, ma il calcio è questo: Napoli 0, Inter 0. Insigne. Il Napoli ha 19 minuti scarsi per portare a casa una vittoria meritata. Ocio. Ricordo che siamo a livello campione. Zapata. Questa previsione di Napoli-Inter. Veramente avete chiesto in tante le previsioni, non pensavo onestamente. Spero di avere problemi di copyright, ragazzi, preghiamo. Palacio. Alvarez. Bravi, fioi, bravi. Dai il contropiedone, Zapata. Zapatone, Zapatone, Zapatone. Zapatone si invola, Zapatone si invola, Zapatone si invola. Ma Campagnaro, l'ex di turno, non è scarso. Bello per il fair play. Bello. Bello sto passaggio del Napoli, veramente. Ranocchia, Ranocchia. Vai, Insigne. Insigne deve inventare. Lorenzo deve inventare. Lorenzone deve inventare. Lorenzone prova il cross. E ancora Andanovic, cazzo. Inler. Parata di Andanovic. Il Napoli merita ampiamente la vittoria, ma Fiori 0-0, rigore sbagliato poi da Pave. Pande veramente ha fatto un rigore, peggio di Costa Curta col Boca Junior, che in quella buca hanno trovato Saddam, cioè, si sa ormai che è così. Occhio, vai portierone. Bravissimo Insigne per Everier, per Zapatone. Dai che la difesa dell'Inter è in difficoltà. Zapata! Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Cosa devo fare, Insigne? Ancora Andanovic, è incredibile, ragazzi. È incredibile. Partita stregata per il Naples. Partita stregatissima per il Napoli. Insigne. Vai Lorenzone. Vai Lorenzone per l'ultima speranza. Alla fine, all'ultimo respiro e... fallo. Ultima chance per i partenopei. Dai, Insigne. Bello sto cross, proprio un cross intelligente. Ma va a cagare. Incredibile 0-0. Beffardo, è incredibile. No, attenzione alla fine. No, alla fine il gol dell'Inter, no, il beffone finale. Mamma mia che rischio. E finisce qua, ragazzi. Napoli 0, Inter 0, un pareggio che non serve a nessuno. Il Napoli ha dominato, ma la partita è finita appunto 0-0. Raga, nella realtà prevedo sicuramente il Napoli forse un po' favorito, penso che in casa e per vari motivi. Però l'Inter è una squadra strana, cioè l'Inter è capace di, per dire, pareggiare con la Sampdoria e col Bologna, dopo magari vincere col Napoli. Quindi sarà comunque una partita aperta. 18 tiri per il Napoli, 2 per l'Inter. Quindi nelle previsioni ho dominato, però purtroppo nella sostanza Napoli 0, Inter 0. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!